In 5 anni, dal 2009 al 2014, sono 62 gli agenti della Polizia di Stato che si sono tolti la vita. Numeri che sono in continuo aumento, un trend preoccupante con la percentuale di suicidi tra i poliziotti che è doppia rispetto al resto della popolazione. E sta a significare che forse la nostra gente è un po' più sottoposta a stress di quella che è la condizione della gente normale. E noi su questa diversità vorremmo anche che ci fosse una presa di coscienza generale, che la nostra gente svolge un lavoro particolarmente usurante. Un tema molto delicato sul quale l'UGL ha acceso oggi i riflettori con un convegno a Mestre. Vogliamo fare in modo che queste disgrazie non accadano più, dicono, ma la verità è che la situazione in cui si trova ad operare la polizia è molto frustrante. Noi chiediamo sempre la certezza della pena perché è degradante vedere un ladro arrestato dopo magari mesi di sacrifici, dopo anche aver rischiato magari la propria vita in un inseguimento, vedere questo ladro scarcerato il giorno dopo. Ripeto, noi non ce la prendiamo con i magistrati perché noi applichiamo la legge e loro la applicano quando devono decidere. Però ripeto, per questo chiediamo leggi adeguate a quello che è questo momento. Sono solo 6 gli psicologi attualmente operativi nell'ambito della Polizia di Stato, un numero insufficiente, denuncia Armelao, che ha chiesto la collaborazione degli psicologi del Veneto. Questi fatti sono esiti di solitudine. L'uomo non può essere solo. Queste persone non devono essere sole, dovrebbero avere come la sensazione di essere amate. Mi chiedeva adesso un agente cosa intendeva dire raccontatevi nelle scuole. Quando vi chiamano raccontate voi stessi nelle scuole. Bisogna che ci sia una vicinanza, che questi si sentano non frustrati e basta come spesso accade, ma che non si sentano soli.